oggi presente a questa manifestazione anche il nostro carissimo amico Totò Borgese. Intanto mi dici perché è presente qua? Intanto è presente perché ha accettato il mio invito, la cosa mi ha gratito moltissimo e che lo seguo da bambino e come fa ridere lui in Sicilia credo che manco il presidente della regione fa ridere, primo. E poi comunque ti volevo dire che lui parteciperà a un nostro cortometraggio in lingua siciliana che faremo con Sicilia Luci Luci il 28 settembre al Museo Agroforestale di Erice. Ecco Totò, sei entrato nel circuito dei corti di Giovanni, ora è difficilissimo uscirne. No, ma lui fa i corti, ma vi assicuro che è uno lungo, parla sempre interrottamente, c'è di più. Il fatto che io abbia accettato l'invito, per un attimo ho pensato alla De Filippi, no? Apposta per te. Dice, è qui con noi, ha accettato l'invito. Intanto devo io ringraziare Giovanni. Perché ringrazio Giovanni? Intanto c'è questa atmosfera di capricci e profumi di Sicilia. Profumo delle pietanze del prelibato, ho visto l'arte pasticcera in maniera eccezionale, ho visto l'artigianato, quello vero, e poi una location importante, il Baglio Fontana. È una fontana, è, come dire, l'acqua che viene via, ma c'è una location. Complimenti intanto per la location, per te e per il titolare di questa bella atmosfera che riesce a creare, perché vedete anche l'ambiente crea un'atmosfera particolare. E quindi ripeto ancora una volta, hai centrato l'obiettivo, cioè quello della sicilianità. Come sapete io sono un cultore della materia, no? L'essere siciliano per me è fonte di vita. Ringrazio Giovanni, questa è la cosa più importante, per aver voluto fortemente, anche lentamente, questa mia presenza qui, perché io sono convinto che dalle piccole cose nascono le cose importanti. Questa apparentemente può sembrare una piccola cosa, però vi assicuro, lo dico ai signori che da casa ci stanno ascoltando, di venirci a trovare nelle altre cose che stiamo cercando di organizzare, perché passare una serata insieme, anzi più tardi vi regalo 10 minuti delle pillole di cabaret in siciliano, perché altrimenti il contesto diventa diverso. Ecco, per quanto riguarda invece i tuoi lavori, in questo momento ti stai i progetti per il futuro, sì. I progetti, aspetto il geometra, che è un progetto ma per lo scantinato, diciamo, quindi il progetto che più mi preme, allora ho fatto alcuni provini per alcuni film, spero che almeno uno di questi vada in porto, perché lo giriamo a Palermo dove arrivano le navi, quindi spero che vada in porto. E poi che devo dirvi? Niente. Mi sono emozionato, veramente. Dove c'è Giovanni c'è anche Nino Parrucca con le sue ceramiche. Stasera leader nelle premiazioni. Grazie tanto. Intanto ringrazio Giovanni e un po' il suo staff che mi chiama sempre, io sono sempre pronto a collaborare con lui perché è un valido organizzatore di eventi. Bisogna dare atto che quello che fa è non solo fa l'evento, ma ti fa riconoscere cose che mi ci avrebbe portato nessuno. Lui mi ci ha portato sicuramente questo Baglio Fontana, agriturismo Fontana. Io lo dirò ai miei clienti anche esteri quando vengono qui in Sicilia di venirlo a trovare perché merita non solo il locale ma addirittura anche l'internazionale. Dolce tipico siciliano, tu hai fatto tutte e tre le finali. Sì, io ho fatto tutte e tre, adesso questa ultima edizione avrò l'onore di premiare i vincitori di questo festival, così come l'ha chiamato Giovanni. Sempre con le tue ceramiche. Certamente io sono Nino Parrucca e sono ceramica. Se dice Nino Parrucca dice ceramica. E invece di conseguenza questa volta le mie cose verranno portate a casa loro e sarà un ricordo per sempre.